questa volta una stradona. Dov'è? Il punto d'incontro. Mamma mia. Ecco. Così. Ma che strada strana, perfetto. Ma mettiamoci per bene. Sì, meglio andare da questa parte. Fin qui, 10.000 dollari ben spesi, perché appunto, vediamo un po', ecco, così il traffico verrà ridotto a 0. Qua poi qualcosa gliela metteremo di sicuro. Allora, dov'è questa zona dei minerali? Vediamo un po'. Perfetto. Tiriamo una stradina. Così. E iniziamo a mettere qualche miniera. Prima miniera la mettiamo qui e iniziamo a potenziarla. Allora, 1, 2, 3 e il quarto lo metteremo qui. Come va con l'acqua? Ci siamo. Ragazzi, non è un problema perché questo deposito lo lasceremo solo per le merci e invece questo lo sfrutteremo al massimo. Andiamo avanti, adesso ci servono solo un altro po' di soldi. Cosa succede? Qualcuno ha bisogno di soldi qua? Va bene, intanto noi stiamo procedendo. Come vanno? Come va la crescita? Ecco, le industrie già possiamo migliorarle. Allora, andiamo a migliorare le strade. Media densità. Media, 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 media. Importante. Media. Guadagneremo più soldi a livello orario. Vabbè, ormai alta densità l'abbiamo fatta. Media. Media. Ecco le industrie che si ingrandiscono. Media. Ok. Lo so ragazzi, è noioso, ma lo facciamo ora e non lo facciamo più. Ci siamo. Anche qui. Anche qui. Una bella pensata. Ne ho saltata qualcuna? A posto. Ok. Abbiamo nuovi soldi che sono arrivati. Quindi nuova zona di estrazione per minerali. La mettiamo qua alla grande. Guardate quanti minerali che abbiamo. Perfetto. Velocità massima. Allora, mettiamo tutte le miniere e dopo andiamo a sfruttare questo nuovo deposito commerciale. Intanto il carbone un po' scarseggia, infatti abbiamo problemi energetici. Vediamo cosa possiamo fare. Generatore di carbone avanzato. Ragazzi, andiamo a posizionarlo da questa parte. Bruceremo più carbone e inquineremo meno. Perfetto. Come va a livello di acque reflue? Tubi intasati. Ah, si è collegato anche Andre Limpa. Ok. Vediamo di mettere una nuova miniera accanto a questa. E una nuova zona di estrazione proprio qua. Vai, alla grande. Adesso ci espanderemo in maniera verticale. Abbiamo pochissimi soldi, ragazzi. Dobbiamo portare fuori dalla città qualche tonnellata di minerali. Qui come va? Le merci vanno bene. 10.000 dollari sono arrivati. Tutte le industrie si stanno migliorando. Benissimo. A livello di istruzione come siamo messi? Vediamo. Sufficienti. Tubi intasati. 23.000 dollari sono appena adesso arrivati. Quindi nuova espansione. Tac. Possiede una città a cui servono più di 100 kg di acqua all'ora. E infatti le città con le miniere hanno questa caratteristica. Aggiungiamo con i prossimi 30.000 dollari una nuova pompa di base che costa, se non sbaglio, dov'è? Mi pare 375 dollari l'ora. Ecco qua che sono arrivati i soldi. Quindi andiamo a metterla. Costa 200 dollari l'ora e abbiamo 80 kg di acqua. 280 kg. Qui quanto costa a livello orario? 100 e ce ne dà quanto? 6 kg? No, non ci conviene completamente. Quindi andiamo a mettere questa. Ottimo.
Vediamo un po'. Altra miniera. Ragazzi, queste miniere non credo che inquinino tanto. Vediamo un po'. Sì, infatti, guardate, l'inquinamento è prossimo allo zero. Anche questa che è in regime da tantissimo tempo. Proprio queste miniere inquinano pochissimo a livello di inquinamento proprio atmosferico. Forse a livello di inquinamento del suolo, sì, un pochino. Però non è che dobbiamo prelevare acqua in questa zona. Come va qui? Infatti credo che proprio a livello di inquinamento atmosferico qui non ce ne sia completamente, nonostante tutto. Ecco, infatti proprio le nostre persone vivono in maniera tranquilla. È stato tutto studiato per evitare l'inquinamento. Infatti potete vedere che la nostra, ecco, forse leggermente proprio, ma per l'essenza della città non è completamente inquinata. Allora, aggiungiamo una nuova miniera. Anzi, una nuova zona di estrazione. Vai, eccola qua. Nuovo camioncino. Perfetto. Mi sa che un'altra miniera la possiamo mettere. Sì, 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 sì. E poi basta però, Intanto, quanto facciamo a livello di metalli? Estrazione 300 tonnellate, diciamo, al giorno di minerali, più 120 di carbone. Il carbone va benissimo. Il massimo ha raggiunto ormai la nostra miniera qui. L'acqua, ci siamo. Tiriamo un'altra retta. Ok, vediamo un po' come va. Facciamo un'altra stradina per di qua. Non entra. La strada è il problema. Dobbiamo farla un po' più in là. Ok. Perfetto. Benissimo. Nuova miniera con, diciamo, tutte le attrezzature per raggiungere il massimo regime di lavoro. A livello di acqua stiamo andando alla grande. Energia elettrica non c'è problema. Il municipio può essere migliorato. Perfetto. E abbiamo tantissimi soldi a livello orario. Ma io un'altra miniera la metto. La metto qua, la voglio fare, perché altrimenti, anzi, iniziamo a fare la fonderia, ragazzi. Anzi no, prima della fonderia regolamentiamo un po' la sezione del deposito. Intanto mi sa che qua infatti i depositi si stanno per riempire e dobbiamo fare al più presto. Allora ragazzi, intanto mettiamo un deposito per i minerali grezzi, che è qua. Questi qua li togliamo. Un altro deposito per i minerali grezzi. Anzi, per il pensiamo un po'. Uno di quelli li chiudo. Quindi chiudo quello col carbone. E il carbone lo metto qua. E un altro minerali grezzi. Ok, ci dovremmo essere adesso. Aspettiamo i prossimi 100.000 dollari per riuscire. Ah, la ferrovia. È arrivato il momento interessante. Portiamo la ferrovia adesso lì. Come facciamo? Ora ci sarà da ridere. Vediamo come portare, ragazzi, la ferrovia là sotto. Allora, vediamo un po'. La ferrovia parte di qua. Lo sapevo io. Oh, aspettate! Aspettate. Di qua. Sottoterra. Sottoterra si può portare? Qua adesso, ragazzi, ci sarà da ridere, Vediamo come possiamo portarla sta ferrovia. Allora, così si può portare. No, così no. Così. Sottoterra. No. E adesso il problema è che ho rimandato. Aspettate, facciamo. Ma qua che c'è? Ah, la caserma dei pompieri. Ecco perché. Vediamo così. Un ponte. Oh! Sì, si può portare. Ma distruggerebbe tutte queste industrie. Sottoterra la dobbiamo portare. Dai, dimmi di sì, dimmi di sì. Oh! Più bassa, più bassa, più bassa, più bassa, più bassa. Niente.
vediamo un po' di fare una cosa. Allora, così si poteva portare, vero? No, l'avevo fatto. Aspettate, così si può fare, ecco. Ecco. Sì. Ma quelle case non le voglio distruggere. Sotto possiamo passare? Perfetto. Fin qui va benissimo. Siamo passati sotto e la ferrovia, ragazzi, la galleria è uscita di qua. E già abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Adesso continuiamo. Vediamo come possiamo fare. Adesso come facciamo? Oh, oh, eccoci. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Portata anche qui, ferrovia. E adesso come ce ne usciamo di qua? Mamma mia, c'è la miniera, la centrale elettrica. No, per quanto? Secondo me il problema, ragazzi, è esclusivamente questo. Quanto costa spostare la centrale? Facciamo una cosa. Facciamo una bella cosa. Togliamo per il momento solo questo. Ma qua, mamma mia. Facciamo pausa. Togliamo solo questo. Vediamo se possiamo passare. Oh, sì, l'avevo visto. L'avevo fatto. Ero passato. Ecco. Maledizione, sta centrale messa proprio qua. Allora, come potremmo fare? Ma sto ponte messo qua perché? Ah, giusto, per l'energia elettrica. Ma potrebbe passare anche a livello ferroviario, forse, o no? Sto ponte, vabbè, o c'è o non c'è, indifferente. Però mi sa che questa centrale a carbone la dobbiamo togliere di qua. Che altrimenti come potremmo fare? Tanto qua passa il treno, vero? Sì, dovremmo farcela. Scende qua sotto, passa sotto tu. Perfetto. Gira di qua. E la centrale, ragazzi, la spostiamo, basta. La mettiamo da qualche altra parte. Ok. Vediamo un po'. Perfetto. Tiriamola così. Vediamo se gli possiamo aggiungere adesso. Eccola qua. Stazione treni merci. La mettiamo qui. E con questi soldi mettiamo immediatamente la centrale elettrica in una zona che non rompa le scatole, per esempio. In una zona che non dia fastidio, per esempio qui. Può andare abbastanza. Cioè, più che altro qua ci vorrei mettere delle case. Però per il momento poi magari la spostiamo di nuovo. La mettiamo qua con il nostro. Ecco qua. Allora ragazzi, ci siamo. Abbiamo messo anche la zona di carica per il treno. Adesso facciamo esporta. Esporta tutto. Allora qua metteremo il carbone. Quindi qua possiamo chiudere un po'. Qua cosa c'è? Ecco, qua c'è deposito di carbone. Questo lo eliminiamo e gli mettiamo invece un deposito merci per le industrie. Vai, spostati. Oh, non si può mettere, è uguale. No, per forza là. Va bene, un deposito merci. Così abbiamo risparmiato un po'. E qui, vabbè, ora finiamo questo deposito. Finiamo tutto nel deposito di metalli qui. E poi ci spostiamo direttamente da questa parte. Anzi, qua io metterei un'altra zona di raccolta di minerali.
e un'altra di carbone. Tanto ragazzi, abbiamo fatto una grande cosa. Qui siamo ancora chiusi, apriamolo. Cercasi personale. Abbiamo fatto una cosa grandiosa. Guardate un po'. Parte la ferrovia da questa parte. Scende. Andiamo sottoterra. Entriamo qua, passiamo sotto tutte queste case. Guardate. Usciamo di qua. Un ponte ferroviario. Non molto grande, però passiamo di qua. Voglio vedere proprio il treno come passa qua sotto. Vediamo un po'. Treni in arrivo. Da fuori? No. Ancora no. Treno che ci collega con quest'altra città. Allora, cosa mi sono dimenticato di fare? Ah sì, devo aggiungere una zona... No, ma credo che bastino. 100 tonnellate minerali, 100 minerali, 100 carbone. Basta così. Qua possiamo anche distruggere questa per il carbone. E basta così, dai. Ok. Finiamo qua i minerali e dopo ci spostiamo. Ecco, possiamo aggiungere immediatamente la zona per le navi. Eccola qua. Ah, l'ho messo in una bruttissima zona. Oh, la strada non ci passa. E come facciamo a farla passare? Facciamo così? Ah, giusto che qua le navi ci passano. Più larga? Guardate qua. Ma certo che ne stiamo combinando proprio. No, 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 no. 100.000 dollari. Sottoterra, dimmi di sì. Dimmi di sì. No. Niente. Sbagliato, volevo risparmiare spazio per la centrale elettrica onde. Vabbè. Andiamo avanti. Nuova miniera, dai. Andiamo qua a raccogliere. Nostra strada. Tiriamone un'altra bella dritta. Ecco fatto. Forse dovevamo tirarla. No, 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 qua va bene. È che devo, certo, espandermi un po'. Così va bene, credo. Certo, poi così qua andiamo a mettere intanto un deposito per i metalli. Eccolo qua. Che adesso faremo. E aggiungiamo immediatamente delle nuove zone di raccolta. 1, 2, 3 e 4. Così possiamo mettergli anche un'altra miniera accanto. E facciamo 1, 2 e i soldi non ci bastano. Però è 3. Così riusciamo ragazzi a sfruttare al massimo. Adesso prossimi soldi la metto un'altra qua. E davvero abbiamo sfruttato tutti i minerali che avevamo disponibili. Ok, vediamo un po' l'acqua. L'acqua, lo sapevo. No, 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 l'acqua va benissimo. Ragazzi, veramente a livello di minerali stiamo estraendo in una maniera grandiosa proprio. Ecco, aggiungiamo un'altra zona. 380, 390. Qui è più profondo. Ci sono problemi energetici. Edifici non alimentati. E perché? Ah, perché non mi sono dimenticato del piccolo tratto di strada. Tac, ecco, ora sono alimentati. Infatti. Abbiamo collegato il circuito. Perfetto, qui la ferrovia. Il treno! Dov'è? No, non c'è. Voglio vedere il treno che passa. Qui come va? L'unico problema è che questa zona è collegata solo dal ponticello piccolo. Quindi tutti i camioncini si devono fare questa... per portare le merci qui devono farsi tutta quella strada. Noi adesso facciamo una cosa più interessante. Rimuoviamo queste zone che non ci servono. 1, 2, 3 e 4. E gli facciamo un bel ponticello, Sbagliavo tasto. Mi sa che ho sbagliato a mettere questo coso qui. Dovevo unire queste strade. Mamma mia, che errore che ho fatto. Gravissimo, questo ci rallenterà tantissimo. Qua c'è troppa pendenza. Non si può fare un ponte qui. Sì, ho sbagliato ragazzi. Qua la strada, via. Purtroppo, via.
Devo, maledizione, continuare sta stradina. Così. E unirla a questa. Eccoci. Adesso sì, le miniere da questa parte sono collegate a quest'altra e siamo più tranquilli. Quindi adesso possiamo aggiungere finalmente la nostra zona navi. Ecco, qua, in pace. Allora, ragazzi, per questo video oggi è tutto. Abbiamo fatto tantissimo. C'è carenza di lavoratori in tutta questa zona, chiuso per cercasi personale, però in funzione. Adesso scaricheremo tutti i metalli. Intanto andiamo a migliorare questo ponticello. Ponte ad arco, ponte via media densità, ponte ad arco. Qual è il ponte ad arco? Ah, ecco, il miglior ponte disponibile nella sua categoria. Ecco, perfetto. Qua carenza di lavoratori ancora. E purtroppo la città non è che si sta ingrandendo, però diciamo quanto stiamo estraendo a livello orario. Vediamo un po'. 425 tonnellate al giorno. Dobbiamo chiudere questi depositi qui, eh? Ok, basta. Questo lo chiudiamo. Via, di qua lo togliamo definitivamente. Questo qua funziona solo per le casse merci, che ce ne sono tante, quindi fatto. E basta così, ragazzi. Bene, allora, adesso con i prossimi soldi, anzi lo faccio subito così non me lo dimentico, mettiamo una nuova miniera di carbone qua e gli andiamo ad aggiungere le zone di raccolta. Perfetto, ci servono adesso solo lavoratori per riuscire a sostenere un po' tutto. L'acqua poi la faremo più avanti. Allora ragazzi, per oggi basta così. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti!